o dentro una moschea, e gli altri siamo noi, ma qui sulla stessa via, vigliaccamente eroi, lasciamo indietro i pezzi di altri noti che ci aspettano e si chiedono perché nascono e subito muoiono. Forse rondini, foglie d'Africa, ci sorridono di malinconia, e tutti vittime e carnefici, tanto prima o poi gli altri siamo noi. In questo mondo gli altri siamo noi. Gli altri siamo noi, noi che stiamo in comodi deserti di appartamenti e di tranquillità, lontani dagli altri, ma tanto prima o poi gli altri siamo noi. Sì, gli altri siamo noi, fra gli indios e gli indù, ragazzi in farmacie che ormai non ce la fanno più, famiglie di operai licenziati dai robot e zingari dell'est in riserve di periferie, siamo tutti vittime e carnefici, tanto prima o poi gli altri siamo noi. Basta che un uomo politico a Roma tossisca e ha attorno 10 telecamere, tutti coi microfoni che intervistano, dicono cose assolutamente insignificanti guardando la telecamera come degli automi, e tutto il resto dell'Italia è all'ombra, è all'oscuro, nessuno la segue, nessuno va a parlare nei telegiornali nazionali con le persone, con gli imprenditori, con le famiglie, sapere che cosa sta succedendo in questo paese. Per quello che loro sono tutti contenti, allegri, girano ancora con le macchine blu, BMW tra l'altro, no? Avessero macchine italiane, no, BMW tanto per dimostrare che sono molto accomodanti con la Germania e molto poco con i loro elettori. Ma questo è il quadro della situazione, lotte intestine adesso sulla commissione antimafia, la Bindi, Brunetta che minaccia la guerriglia, insomma di tutto e di più, ma dei problemi del Paese non pare che se ne vogliano occupare concretamente. Noi parliamo come sempre invece dei problemi del territorio, con le persone, con la gente che sta soffrendo, per cercare di dire le cose come stanno, cioè di non raccontare quelle che il Quirinale ieri ha usato il termine fandogne, ecco, cerchiamo di non raccontare fandogne alla gente. Vi presento gli ospiti di questa sera, ovviamente aspettiamo tutti i vostri messaggi. Corrado Carpentieri, Presidente delle Fiere di San Luca, buonasera. Buonasera. Marco Pacuola è un disoccupato di Pordenone, tantissimi ci guardano dal Friuli Venezia Giulia e quindi noi avremo sempre ospiti e parleremo anche di questa grande regione. Saluto Massimo Lionello, sempre buonasera. Di Pordenone, imprenditore, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Mirella Tuzzato, tante storie da raccontare, tante domande anche da porre e da porsi, come sempre. Buonasera. Buonasera Mirella. Maria Pistorello della CGIL, con lei buonasera. Signora, buonasera. Parleremo di pensioni, parleremo di lavoro con Maurizio Di Sarò, artigiano, buonasera, e poi parleremo della Ditec. La Ditec è un'azienda di Quarto Daltino, buonasera a Fabrizio Bergamo della RSU e a Silvia Gallon che è un'impiegata in cassa integrazione. Una storia davvero paradossale, una delle tante grandi aziende di questa regione che sono ridotte in cenere da fattori di cui parleremo questa sera. Ma come tutte le volte mandiamo la consegna dell'assegno di Mirella Tuzzato, questa volta è andata
nel veronese. Vediamo il servizio. E l'ho nominata l'altra, Silvia Galloni, impiegata di ITEC. L'ho citata? Sì. Non importa. Andiamo col servizio. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Colonia Veneta, in provincia di Verona, e stiamo incontrando Paola e Pierluigi. Cosa è successo nella vostra vita, Paola? Cioè, io sono disoccupata da tanti anni, mio marito ha perso il lavoro 10 mesi fa, è stato licenziato. Tu quanti anni hai? 51. E avresti pensato di finire così? No, qua nel Veneto no. Tu hai 2 bimbi, di quanti anni? Il bambino di 9 e la ragazzina di 15 anni, fa 16 fra un mese. Andiamo! Ciao ragazzi! Cosa vuoi leggermi che mi hai detto Mirelli? Io voglio leggerti qualcosa. È un pensierino che ho fatto per i miei genitori. Cari mamma e papà, grazie per tutto quello che fate in questo brutto periodo per noi. Anche se non ci sono tante possibilità economiche, fate qualsiasi cosa per renderci felici. Grazie. E anche tu hai preparato un pensierino? Sì. Dai che lo sentiamo. Cari genitori, vi voglio un mondo di bene. Spero che tu papà troverai un lavoro. Tanti bacioni. E come mai vi siete rivolti a Rete Veneta? L'ultima spiaggia che abbiamo. Ci credete a questa emittente? Sì. Tanto anche, tanto. E siete voi che state consegnando questo assegno, lo sapete, siete voi. Cosa farai con questi soldi? Compro le scarpe ai bambini. Compri le scarpe ai bambini. E tu me l'avevi detto che sei Sì. proprio felice. Sì. Voglio ringraziare i telespettatori di Rete Veneta perché li sento molto vicini. Con questo grazie a voi. Non piangere Pierluigi, lo so che ti commuovi, però ricordati che hai 2 figli bellissimi, bravi a scuola, hai una moglie deliziosa, perciò bisogna lottare. Vedrai che qualcosa salterà fuori. Speriamo. Ecco, bravo, così. Ciao Paola, è un in bocca al lupo di cuore da tutta Rete Veneta. Ciao Pierluigi, è un in bocca al lupo anche a voi. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Allora, io non chiedo mai le storie degli ospiti prima di arrivare in studio, perché secondo me è giusto così sapere dalla loro viva voce qual è, in che fase della loro vita si stanno trovando, che problemi hanno avuto proprio in diretta. Quindi lo chiedo a Massimo Lionello, imprenditore di Pordenone. Non sempre abbiamo imprenditori, quindi la ringrazio e le chiedo subito il motivo per cui è qui da noi. Mi piace precisare che non sono un imprenditore nel vero senso del termine, rappresento una società e sono l'amministratore di un'azienda che opera da quasi 20 anni nel Veneto. Abbiamo dovuto, a causa dell'eccessiva tassazione, a causa della stagnazione del governo che non si decide a emanare una giusta legislazione che favorisca l'imprenditoria, a trasferire l'azienda nel vicino Friuli per ridurre drasticamente le spese fisse. Siamo stati costretti, nostro malgrado, con un dispiacere enorme nel cuore, ridurre anche tutto il personale che collaborava con noi. Siamo riusciti, grazie al cielo, a mantenere lo stesso livello di produttività e fortunatamente, lavorando esclusivamente con gli Stati Uniti d'America, a mantenere anche lo stesso identico fatturato. Siamo però, tuttavia, molto preoccupati perché le dichiarazioni del governo sull'abbassamento delle tasse sono una favola alla quale nessuno di noi deve credere. Riteniamo, per il bene dell'industria del Veneto, del Triveneto, di tutta l'Alta Italia, soprattutto che si debba uscire dall'euro, scusatemi, ma è talmente difficile per me dire questa parola. Mi piacerebbe si potesse tornare a una lira sovrana, a una moneta sovrana italiana, che si possa svalutare e che consenta alle aziende di produrre e di essere nuovamente competitive
e non come vorrebbe il Presidente Napolitano. Io sono particolarmente preoccupato perché vedo questo territorio, che è stato la locomotiva d'Italia, depauperato delle sue grandi imprese. Stiamo svendendo le nostre migliori aziende, stiamo lasciando che le aziende ancora sane vadano a lavorare nei vicini paesi dell'est con dei costi che sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli in Italia. Quindi non posso far altro che fare un invito in modo che voi facciate da cassa di risonanza ai nostri politici. Diceva bene lei quando in apertura ha detto che se un politico tossisce a Roma tutti gli corrono appresso. È verissimo, ma nessuno di questi politici sa cosa vuol dire gestire un'azienda con il 60% ormai di tasse che gravano sulla sua operatività e con le banche che non concedono più prestiti, che non concedono più finanziamenti, perché qualcuno ha voluto modificare il testo unico bancario e consentire alle banche di fare anche finanza, e quindi le banche trovano più utile per loro comprare i bot del governo, dove guadagnano molto di più e dove rischiano molto di meno, invece di dare il denaro alle aziende che poi lo ridistribuiscono agli operatori, ai lavoratori. Io credo che tutto questo sia sbagliato e che si debba fare un forte ragionamento su questo. Ma possiamo ancora permetterci liquidazioni plurimilionarie per manager che hanno portato aziende in fallimento, Telecom all'Italia, Rai eccetera, viva il referendum Non ce lo Veneto. siamo mai potuti permettere. Sì, no, leggevo un sms, prima di introdurre un Vox Populi sulle tasse. Per l'appunto ieri è arrivato un rapporto della London School of Economics che parla di desertificazione produttiva, tanto per non raccontare balle. Questa pare che sia la prospettiva italiana, grazie anche ai provvedimenti che stanno prendendo questi ministri. Vediamo il servizio. Deve parlare con i governanti per sentire veramente cosa pensano per quanto riguarda le tasse. Io sono dell'idea che se il popolo non le evita di pagarle farebbe un bene, basta, io la penso così. Credo che le tasse bisogna pagarle, l'importante è che i servizi siano in corrispondenza. E qui è così? Direi abbastanza, non possiamo lamentarci nel complesso. Io spero solo che questo nuovo governo metta mano su questo problema, perché è un problema che pesa tanto per noi cittadini italiani, tutti. Non c'è nulla che va bene in Italia, è il sistema che non va, non regge. Mi dico solo che qui da Roma bisogna che venga per i campi in testa basso e più alto, non stare sentare a Roma a parlare e basta, grandi per niente. Non ne posso più, con 500 euro al mese di pensione non ce la faccio più, tra poco vado anch'io. E perché mi vergogno, se no vado anch'io a chiedere l'elemosina. Mi fa per conto mio peggiora sempre di più. Adesso i votatori anche soldi dai pensioni, pagare le tasse, ma con i soldi di pensionati. Non ci siamo? No, neanche alla stanza. Poi si fa le votazioni, non vado a votare. Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza, come si dice. Un imprenditore che non aveva pagato 180.000 euro di IVA è stato assolto perché il giudice ha stabilito che non le ha pagate per colpa della crisi, non perché non volesse pagare l'IVA. Allora, parliamo di pensioni, Maria Pistorello. Tra i più colpiti, come al solito, ci sono i pensionati, no? Diciamo che anche questa legge di stabilità ancora una volta tratta i pensionati, le casse previdenziali come un bancomat a cui attingere. Il problema è molto grave perché adesso abbiamo sentito anche la signora che è stata intervistata. La maggioranza delle pensioni, quelle fino a 3 volte il minimo, sono salvaguardate con il riconoscimento del tasso di inflazione al 100%. Queste comunque, uno studio fatto proprio dal nostro sindacato ha evidenziato che negli ultimi 10 anni hanno perso il 30% del loro potere d'acquisto, quindi si sono impoverite moltissimo.
Ma poi non dobbiamo pensare che chi ha più di 1.500 euro al mese, sto parlando di mensili lordi, siano persone che stanno bene, che persone ricche, sono persone magari che hanno lavorato 40 anni in fabbrica e che adesso si sono viste scippare in 2 anni di blocco della perequazione, cioè della rivalutazione automatica annuale, per 2 anni, 2012-2013, e che hanno perso una pensione da 1.500 mensili lordi, ha perso nei 2 anni circa 1.500 euro. Adesso a questi ancora una volta si stravolge la legge fatta un anno fa che prevedeva il ripristino della perequazione secondo una regola che era già in vigore prima della Monti Fornero e si prendono soldi ancora una volta da quelle pensioni là. Siamo stanchi, i pensionati sono stanchi, ma sono stanchi perché comunque sia negli anni 2012-2013 voglio ricordarli che i pensionati italiani in questo biennio hanno pagato oltre 100 miliardi di euro di tasse, oltre 100 miliardi tra le tasse, l'IRPEF nazionale, l'addizionale IRPEF locali, regionali e comunali. Per cui insomma ci sembra che quando non si sa come mettere mano, si sta parlando tanto di revisione della spesa, io non voglio dire la spending review perché veramente mi sto stufando di questi termini che sono fatti solo ed esclusivamente per non far capire le cose alle persone. La revisione della spesa la si deve fare, ma davvero seriamente. Il governo ha nominato il signor Cottarelli che è incaricato di fare i tagli, di tagliare i rami improduttivi della pubblica amministrazione, ma cerchiamo di impegnarci lì, basta trattare i pensionati come persone, visto che purtroppo non hanno strumenti, anche se i pensionati non hanno un datore di lavoro verso il quale fare uno sciopero e comunque cercare di stringere e di ottenere. I pensionati, se non ricordo, sono 23 milioni in Italia. Sì, i pensionati in Italia sono circa 24 milioni. Voglio dire, 24 milioni è metà, diciamo, metà No, della... non sono, scusi, sono le pensioni che sono 24, i trattamenti pensionistici. I pensionati in Italia sono circa poco più 16 milioni e 700 mila. Nel Veneto abbiamo quasi 1.300.000 pensionati. Sono tanti e quindi dovrebbero, insomma, in sostanza hanno anche virtualmente un peso politico che dovrebbe indurre la politica ad assecondare. Dovrebbe, ha detto bene, ha usato il condizionale, dovrebbe, ma noi comunque, noi scenderemo in campo perché non possiamo accettarlo ancora una volta. Guardi, io ho ben presente i problemi che hanno i giovani, specialmente adesso vedo quel ragazzo, ho sentito dire che è un giovane disoccupato. La disoccupazione per quella fascia di età in Italia, lo sappiamo bene, è il 40%. I pensionati sono ben consci di questo, però dobbiamo anche ricordare che in un momento di crisi pazzesca come questa i pensionati sono stati chiamati a fare gli ammortizzatori sociali in mancanza proprio nel nostro Veneto spesso di cassa integrazione, proprio per la tipologia delle aziende che noi abbiamo in Veneto. E quindi insomma un occhio di riguardo comunque lo si dovrebbe avere. Non lo si ha, noi scenderemo in campo. Allora, tantissimi sms anche stasera, grazie a tutti. Mirella, allora, che novità ci sono, che cosa è successo in questa settimana, che cosa stai preparando anche? Allora, in questa settimana è successo che abbiamo finito l'Expo domenica, sabato e domenica a Bassano, e sono stati veramente tanti bassanesi anche nei paesi limitrofi, anche da fuori, che sono venuti a trovarci, il direttore, ci hanno portato, è arrivata anche un'altra busta da un signore, guardi, volevo dire che me l'avevo ricevuta perché non ero presente, c'è anche un francobollo dentro, perciò chi me l'ha data sa che è la sua, questa. Poi è arrivata un'altra busta per posta, che l'ho aperta, Bruno, guarda che è arrivata, mi aveva chiamato, faccio vedere, eccola qua. Ecco, queste sono le risposte che danno i cittadini, avete visto il servizio, c'è un sistema che è talmente marcio ormai, incancranito. Poi c'è il pensionato, c'era sul Corriere l'altro giorno, che ha trovato 7.000 euro e li ha restituiti. No? Sì, esatto. Dovrebbe servire d'esempio, no? Esatto. Quanti politici dovrebbero restituire i soldi che hanno preso, ma lasciamo perdere. Però io quello che sento dire giustamente dalla dottoressa Pistorello, dal Lionello, è che se non se ne va fuori, cosa facciamo? Cioè, se
nessuno di voi che siete l'imprenditoria, che siete il sindacato, che siete le forze produttive, avete il potere di cambiare qualcosa. Chi lo cambia sto sistema? Non lo cambia nessuno. Qui andiamo in malora tutti. Ma quello che mi spaventa di più è cosa facciamo dei bambini e degli anziani, dove li mettiamo? Perché bene o male noi ci arrangiamo, ammazzeremo qualcuno, però ci arrangiamo, ma loro dove li mettiamo? Nessuno dice niente, nessuno fa niente. Lei continua a dire che stanno ancora una volta mettendo le mani nelle pensioni piccole, nelle piccole pensioni, perché sono tante. E cosa facciamo? Dove mandiamo questa gente? Ieri sono stata a Verona, ho visto questa filanda dove ci hanno fatto queste case dell'Atter, hanno dato una filanda bellissima, ma quanti anni è che non fanno più case per il popolo? Quanti anni? Dove sono andati a finire tutti i soldi che abbiamo pagato? Mi ricordo una volta il direttore c'era Gescal, ecco, tutti noi ci ricordiamo il famoso Gescal, tutti noi abbiamo pagato, e la nostra casa dov'è? Dove sono andati a finire questi soldi? Cioè, se noi sbagliamo di 0,01, il giorno dopo ci richiamano e dobbiamo andare a versare 0,01. E loro che rubano a man bassa, perché rubano a man bassa tutti i giorni, leggiamo tutti i giorni, soldi ce ne sono in abbondanza, che basta sentire qui da questa emittente cosa dicono, delle milioni di euro arrivano. E cosa facciamo? Perché non riusciamo a veramente il sindacato, questa potenza enorme che abbiamo con questi numeri che solo voi avete, perché gli altri non ce li hanno, a fare veramente un qualcosa per cambiare le cose? Abbiamo un governo di centro-sinistra e lei giustamente si rivolta contro questo governo. Cioè, una cosa, non riesco più a capire niente, non ci capisco più niente. Si parla della Bindi, si parla di larghe intese, si parla ancora una volta di Berlusconi e di sua moglie, però di questa gente qua, del pensionato, del cassa integrato, dell'esodato, silenzio. L'unica cosa che hanno fatto, e questa è veramente una presa per i fondelli, la tassa che si chiama Tasi. Prima il Porcello, adesso abbiamo Tasi. Paga e Tasi. Cioè una roba veramente che questi ci stanno prendendo per i fondelli. Ma ragazzi, noi abbiamo lavorato e abbiamo pagato, voi dovete restituirci quello che noi abbiamo dato, perché l'abbiamo versato, altro che non abbiamo fatto niente. Queste persone che hanno versato 20-30 anni di contributi non hanno neanche il minimo vitalizio, con bambini da accudire, ma nessuno dice niente, nessuno fa niente. Che cosa possiamo fare? Per fortuna che c'è la nostra emittente che dice qualcosa, che invita le persone, che parliamo con i politici, ci confrontiamo, però dalla politica viene sempre fuori: non ho soldi, non ce la facciamo più, non sappiamo più dove sbattere la testa. Ieri l'assessore Sernagiotto qui ha detto che gli sono arrivati 21 milioni di euro dal fondo di solidarietà. Spero che me ne dia uno per il nostro fondo. Chiedigli se gli... Ma sì, basta, assessore, sono qua, almeno mezzo, anche un quarto. Perché veramente io che vado per queste case, voi doveste vedere, perché sono belle famiglie come avete visto, sono famiglie che stavano bene. Soprattutto da parte di noi donne siamo un po' più forti. Piangiamo molto meno noi donne, l'uomo comincia a piangere quando vede i suoi figli che non riescono più ad avere il minimo, le scarpe. Questa mamma mi chiamava in continuazione: ti prego, sono senza scarpe, cosa faccio? Mi vergogno. Sono dovuta andare io a Verona a portare un po' di soldini, non saranno grosse cifre, ma grazie ai telespettatori, un po' di serenità, il minimo, neanche il minimo. Ma dove andiamo a sbattere? Allora, perché paghiamo i servizi sociali? Perché paghiamo i sindaci? Perché paghiamo gli assessori se loro non riescono a dare le risposte? Quando vengono qua dicono che non è vero che io dico queste cose qua, che loro hanno il patto di stabilità, però abbiamo visto che un sindaco si è dimesso e che altri vorrebbero dimettere, perché non sanno più dare risposte ai cittadini. Per il momento mi fermo, direttore. Allora, Fabrizio Bergamo, buonasera, ci ricostruisci un po' la vicenda della Ditec per chi non la conoscesse. La Ditec di Quarto d'Altino è praticamente l'esempio di delocalizzazione del nostro territorio. È un'azienda che aveva lavoro, che ha ancora tuttora lavoro, sana, con buon fatturato, ma è stato deciso dalla multinazionale che l'ha acquistata nel 2009 di delocalizzare la produzione, non la ricerca. Parliamo di produzione di cancelli automatici, porte ospedaliere,
Eravamo praticamente i leader in assoluto in Europa e nel mondo. E in qualsiasi posto che io vado di una certa levatura io vedo porte Ditec, non è che anche qua all'ospedale di Treviso c'è una porta Ditec. Quindi un'azienda che è nata a Marcon, poi si è trasferita a Quarto Altino perché si è ingrandita, dava lavoro tra dipendenti e terzisti a 520 persone. Adesso sono rimasti 200, hanno chiuso tutte le filiali, stanno chiudendo un po' tutto, portano la produzione sui famosi paesi low cost. Allora io dico, se ne parla molto poco di questa cosa qua, ma prima hanno chiuso le aziende che arrancano, diciamo così, adesso stanno chiudendo le aziende che vanno bene e nessuno ne parla. Nessuno ne parla, noi stiamo portando avanti questa cosa da 23 mesi, su tutte le emittenti, su tutti i giornali, che qualcuno ne parla e lo porti in Parlamento. Io verrò supportato, non faccio il nome del partito, spero entro il 15-20 di novembre andare in Parlamento italiano per presentare questo problema, che è un problema grandissimo, che sta lasciando a casa molti lavoratori italiani, senza che nessuno ne parla. Non è solo il fattore della crisi, ma anche il fattore della chiusura delle aziende sane. Dobbiamo attirare l'imprenditore italiano che resti in Italia e l'imprenditore straniero che ritorni in Italia, perché l'Italia è un bel paese manifatturiero, siamo stati uno dei 7 paesi più potenti al mondo nel manifatturiero, anche sebbene non abbiamo materie prime. Senta, questa è la realtà. Però ecco, la gente si chiede, ma insomma, se un'azienda fattura, insomma, se fa profitto, quindi fa bene anche all'imprenditore che guadagna, che quindi si arricchisce, perché deve essere comunque delocalizzata? Cioè è solo per abbattere i costi? Allora uno si chiede, ma che senso ha? Perché la multinazionale non è un imprenditore, la multinazionale è una finanziaria. Se 1 più 1 fa 2 e un quarto, va bene. Questa è la realtà, non è la vecchia imprenditoria degli anni 60-70 che doveva crescere sempre in continuazione. Questi qua fanno business dei paesi dove gli interessano. E questo purtroppo porta a disoccupazione e tagli di posti di lavoro nel manifatturiero, che il manifatturiero in un paese è la cosa più importante che ci sia, perché non possiamo vivere solo di terziario e di turismo, sono cose di supporto al manifatturiero. No, l'hanno distrutto il manifatturiero, non c'è più, è devastato, completamente devastato. Come facciamo a distruggere aziende di certe levature? Perché non parliamo solo della Ditec, ma anche altre aziende stanno soffrendo. Adesso noi abbiamo parlato ieri via SMS con i lavoratori della CC di Mel, hanno ordinativi per 2 anni e rischiano comunque di chiudere, sono cose ma qua deve intervenire il governo italiano. Noi siamo arrivati dappertutto con la nostra lotta, siamo arrivati addirittura al Papa, siamo stati il 5 di giugno di quest'anno, noi con una delegazione di politici, sia di destra, mi sembrava di essere con Don Camillo e Peppone sul stesso pullman, che sembrava una cosa impossibile. Siamo arrivati là, è stato un attacco di Papa Francesco alla logica del profitto. Comunque, vedo che comunque il governo non ne parla. È l'unico che non ne parla, è latitante. Ne parlano tutti all'esterno, ma all'interno del Parlamento non se ne parla. Sentiamo Silvia Gallone, lei in cassa integrazione, sì. Con quanti altri suoi colleghi? Siamo in 57 attualmente, dal 30 settembre in cassa integrazione. E è una situazione sinceramente paradossale, perché ci si sente veramente traditi da un'azienda su cui si è fatto affidamento per mettere in piedi, come nel mio caso, un mutuo che adesso mi trovo a dover mantenere con una cassa integrazione minima, e quindi sappiamo benissimo di che cifre stiamo parlando. In questi ultimi mesi ho visto delle scelte, come accennava Fabrizio, che non c'entravano niente con quelle dell'imprenditoria, ma erano puramente speculative. Quindi abbiamo visto veramente fare scelte assurde a livello di gestione dell'azienda, e nonostante questo abbiamo cercato fino all'ultimo di fare presente questa situazione, perché già ci sono aziende che purtroppo falliscono per motivi oggettivi, perché non ci sono ordini, perché non ci sono clienti, ma un'azienda bella, florida, che ha risentito solo minimamente della crisi,
che abbia fatto questa fine veramente significa che siamo agli sgoccioli. Senta, sa che a volte, come è successo con Marchionne alla Fiat, gli imprenditori o le multinazionali dicono ma andiamo via perché qui c'è un problema di capacità produttiva, no? E quindi è una critica che fanno alle maestranze, insomma a chi lavora. Sono cose che hanno un fondamento o sono delle scuse secondo voi? Secondo me sono delle scuse. Io sono riuscito a parlare con molti imprenditori anche importanti qua del Trevigiano, che non faccio i nomi ovviamente, e i problemi mi dicono sono solo questi: troppa tassazione e tantissima burocrazia su qualsiasi cosa che loro vogliono fare. Addirittura un imprenditore qua a Veneto, per far passare i tir per caricarli, ci sono voluti 10 anni per avere un permesso di allargamento di strada. 10 anni vuol dire far morire un'azienda. Queste sono le grosse problematiche degli imprenditori italiani, non riescono a lavorare, questo è il problema. Dopo la tassazione, ovviamente la tassazione è molto ma molto importante, però la burocrazia distrugge l'azienda. Allora, prima di andare da Di Sarò e poi di tornare nuovamente da voi, perché ne parleremo anche nella seconda parte, vediamo cosa ha detto proprio sulle tasse, ha fatto i conti l'assessore al bilancio Roberto Ciambetti, vediamo. Il Veneto dà sempre più soldi e ha sempre meno ritorno in servizi. Il Nord-Est sarà anche in crisi, ma il Veneto resta la locomotiva d'Italia per quel che riguarda le imposte versate a Roma. A dirlo sono i numeri del rapporto sull'IREP e l'IRAP elaborato dalla Regione. Con più di 440.000 imprese e il 72% della popolazione che contribuisce a creare reddito, il Veneto è il grande contribuente dell'erario centrale. Negli ultimi anni, con la politica dei tagli lineari, è successo che il Veneto ha una tassazione sempre maggiore, ha un ritorno in servizi sempre minori. L'ultimo dato è 72 miliardi e mezzo di tasse pagate e 51 miliardi di servizi resi. Quindi la forbice, il residuo fiscale si sta allargando. Eravamo circa 19 miliardi parlando dei numeri vecchi, con i nuovi dati arrivati da appunto Istat e Agenzia delle Entrate, il residuo fiscale Veneto è aumentato a 21 miliardi e mezzo. Ma i problemi con le tasse non mancano neanche a livello locale. A Bassano l'applicazione della Tares, più 170% per alcune categorie, ha creato forti malumori nella Confcommercio, che ha allo studio una class action contro il comune. Una scelta, quella della giunta che governa la città, commentata così. Ci troviamo in un momento di effervescenza legislativa che non permette di fare ragionamenti chiari sul territorio. I comuni che si sono avventurati nell'interpretare la Tares forse dovevano aspettare un attimo per capire effettivamente la legislazione assestata cosa comportava. Io consiglierei un attimo di cautela e qualche ragionamento in più fatto a livello di ANCI o con il Ministero degli Interni per capire queste tasse come vanno applicate. Ma poi oggi sentivo il presidente degli industriali Squinzi in commissione parlamentare che diceva ma la manovra è apprezzabile, ma cioè, quando non sono davanti ai politici dicono peste e corna, poi dice è apprezzabile, vabbè. Maurizio Di Sarò, domani quando è che c'è la manifestazione a Padova del Partito delle Aziende e che cos'è? Allora, io sono coordinatore veneto del Partito delle Aziende. È un partito che è in Italia dalla Val d'Aosta alla Sicilia, non siamo molto conosciuti poiché siamo autofinanziati, non abbiamo lobby alle spalle che ci diano soldini a destra e a manca, Confindustria neanche ci conosce, nel senso che siamo imprenditori che 3 anni fa hanno pensato bene di creare un partito per cercare di salvaguardare la categoria l'imprenditoria dei lavoratori, le famiglie e quant'altro. Finora i risultati sono abbastanza... A vedere cosa è successo. Guardi, diciamo che già nella prima parte della puntata abbiamo sentito un po' di tutto. La manifestazione che faremo domani mattina a Padova in piazza Cavour dalle 9:30 in poi sarà appunto intentata su quello che è l'attuale periodo per l'imprenditoria, per le famiglie, per i lavoratori e soprattutto anche per il sociale, che il sociale ormai in Italia non si sa più cos'è, almeno diciamo per gli italiani, perché se dovessimo guardare avremo italiani 0, extracomunitari 3,
poi non voglio entrare in polemica, diciamo. In polemica perché non serve a niente. Per quanto riguarda l'imprenditoria, come dicevano anche i colleghi, qua siamo ridotti veramente al minimo storico in qualsiasi tipo di lavoro e settore. Io sono un artigiano, lavoro nell'edilizia, sì che già dicendo questa parola si capisce benissimo che è un settore che è arrivato proprio ai minimi storici. Aziende come la mia, che prima contavano una media di 8-10 operai più collaboratori esterni, si sono ritrovati nel giro di un anno e mezzo o due con dei lavori abbastanza importanti che si sono fermati per svariati motivi, o sono saltati o ti sei dovuto fermare perché i soldi non arrivavano. Ti sei ritrovato da essere, diciamo, abbastanza tranquillo, organizzato e quant'altro, a ritrovarti con dei patemi d'animo a cui non eri abituato. Banche, Equitalia, licenziare i dipendenti, tutta gente che conosci di persona, perché tutte persone con cui hai un rapporto stretto, e ti ritrovi poi con le banche che ti rincorrono perché devi rientrare di qua, devi rientrare di là. Non si può più andare avanti in questo modo. Lo Stato deve assolutamente mettere una pezza a queste situazioni, deve assolutamente trovare il modo di fare politica seria sia per quanto riguarda l'economia sia per quanto riguarda il sociale, e mai come in questo momento abbiamo bisogno proprio di questo, perché se riparte l'economia riparte tutto, naturalmente va meglio tutto quanto, perché le famiglie si ritirano su e il sociale diventa una cosa un po', diciamo, meno pesante. Ma in questo momento qua proprio siamo a terra di tutto. C'è gente, io sono spessissimo a Padova a lavorare, c'è gente che va a raccattare i pomodori che scartano i fruttivendoli in Piazza delle Erbe, li ho visti con i miei occhi, uomini e donne che hanno lavorato e prodotto in Italia, hanno lasciato giù fior di quattrini per la loro pensione e si ritrovano con 500 euro al mese ad andare a raccogliere i pomodori per terra. Cioè, io dico, ma siamo impazziti o facciamo finta che vada tutto bene? Perché è impossibile continuare in questo modo. Quindi il Partito delle Aziende ha deciso di cominciare una serie di manifestazioni da domani a Padova, andremo avanti, saremo in 10, saremo in 20, saremo in 30, quelli che siamo, non importa. L'importante è che se abbiamo 10 persone vuol dire che abbiamo risvegliato 10 coscienze, vuol dire che abbiamo trovato delle persone che hanno detto adesso basta. Lo facciamo di venerdì appositamente perché vogliamo vedere chi e quanti sono disposti a sacrificare 3 ore della loro vita per una causa comune e sacrosanta. In Inghilterra aggressione razziale, in Italia sarebbe stato razzismo, perché questa differenza c'è molta impressione per la morte del 19enne lecchese che è stato ucciso da 4 ragazzi lituani. L'ultima, ieri si parlava di questo grido ci togliete il lavoro e quindi questo sarebbe stato il movente. Oggi pare che sia stato uno scambio di persona, lo ha detto il console italiano a Londra. Silvia Gallon, se lei da cassa integrata trovasse un altro lavoro, lo accetterebbe? Ci si trova di fronte a questa scelta quando c'è un altro lavoro eventualmente? Ci si trova sicuramente a valutare qualche opportunità, però quello che viene offerto adesso come adesso sono condizioni che danno una precarietà e un'incertezza che veramente lasciano spiazzati, perché lavorare prima con un contratto a tempo indeterminato in un'azienda che andava bene dava determinate garanzie, determinate sicurezze, determinate tranquillità. Dal giorno in cui ci hanno detto ragazzi voi resterete a casa, si comincia a dormire male la notte, molto male. Certo. No, poi c'è anche un legame che si crea con l'azienda per cui si è lavorato per tanti anni, cioè c'è anche una parte così legata a, chiamiamoli sentimenti, cioè non è solo non sono solo ragioni economiche o di altro genere. Che tristezza, il Veneto sta affondando e noi veneti subiamo passivamente sveglia.
Oggi problemi a Venezia dopo lo scandalo di Affittopoli, e avete sentito, l'abbiamo data noi nei telegiornali, ieri la notizia dell'arresto dell'attuale presidente dell'Ater di Venezia con assegnazioni di domicili calmierati, insomma i soliti intrallazzi. Vediamo l'assalto dei No Global alla sede dell'Ater. Vediamo il servizio della nostra redazione di Venezia e di Mestre. Una promessa va mantenuta e così in mattinata è andata in scena una clamorosa occupazione. Il progetto di avviare una battaglia per il diritto alla casa era stato annunciato da tempo. Sono stati di parola. Alcune decine di attivisti della ASC, Associazione Sociale per la Casa, sono entrati nella sede Ater di Piazzale Roma. Oggi apriamo le porte dell'Ater per la cittadinanza per vedere che tipo di inghippo sta dietro l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. I disobbedienti sono entrati urlando slogan contro i vertici dell'ente e attaccando delle locandine di giornale relative all'arresto del direttore. Lasciate degrado ai troppi, alla distruzione, la scusa. Molti dimostranti hanno indossato la maschera di Anonymous distribuendo volantini ai passanti. È stata annunciata un'assemblea pubblica lunedì 28 ottobre alle casette della Giudecca sul tema casa e reddito. I manifestanti hanno portato all'interno del Palazzo dei Fornelli affermando che gli amministratori speculano sulle vite delle persone. Non siamo più l'ASC, l'Agenzia Sociale per la Casa, ma siamo l'ASC, Assemblea Sociale per la Casa. D'ora in poi mettetevi un attimo il cuore in pace perché noi opereremo su questo territorio per fare in modo che il diritto alla casa sia una cosa per tutti e di tutti. Allora, la settimana prossima avremo qui i lavoratori dell'Aprilia di Noale e quelli della CC di Mella. Ieri sera Remo Sernagiotto ha detto che ne avrebbe parlato con il Presidente Zaia, chi ci avrebbe dato appena possibile delle notizie su un'ipotesi che Sernagiotto ha fatto ieri di utilizzare una parte di questo fondo di solidarietà proprio per salvare dalla chiusura. Questa azienda che peraltro produce a rotta di collo e ha ordinativi per 2 anni, ma per problemi appunto legati alla burocrazia, ai finanziamenti, dovrebbe chiudere i battenti. Marco Pacquola, allora, senza lavoro a Pordenone, no? Sì, io ultimamente ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, si può dire, da quando non ho più un lavoro, ho fatto perfino il lavapiatti in un ristorante e adesso sto lavorando con una borsa lavoro su una cooperativa lì di Pordenone, però sì, alla fine uno non ce la fa, anche perché mi danno, sì, i soldi sono talmente pochi che se ti arrivano bollette, ti arrivano cose, uno non riesce neanche a pagare quelle. E quindi uno è sempre alla rincorsa di cambiare la sua vita, di poterla migliorare, ma alla fine non ci riesce. Senta, lei ha mai pensato di andare all'estero come fanno tanti ragazzi? No, io sono andato ancora, appena mi ero licenziato dall'azienda dove lavoravo una volta, sono andato in Finlandia perché volevo andare a vivere là, insomma, proprio tagliare con l'Italia. Però dopo un pochettino mi sono dimensionato perché anche là c'era crisi, perché sono andato a parlare anche in un centro per l'impiego lì della zona di Helsinki dove ero e mi hanno detto non c'è lavoro neanche per noi finlandesi, vuoi pensare che ti diamo il lavoro a te? E quindi sì, ho cercato di star là a vedere, però alla fine dopo sono ritornato, anche se mi sono un po' pentito di essere tornato, anche perché alla fine ho detto, quando sono tornato ho visto che qua era peggio di là, ho detto tanto vale, se devo avere una vita tra virgolette di M, sì, era meglio che stavo là via. Certo. L'unica cosa che la via era difficile comunicare, perché se non sai il finlandese, va bene, io parlo bene o male un po' di inglese, però prima bisogna anche capire la loro lingua, anche se vuoi anche avanzare, dico. Ecco, questo ha fatto bene a raccontare questa
la condizione di chi va all'estero. Non sempre all'estero si trovano, anzi non è che ti spalancano le porte, prego si accomodi, diamo senz'altro il lavoro a lei, non lo diamo agli altri, è difficile anche lì, però molti ragazzi italiani che vanno in Inghilterra, come questo, era arrivato da una settimana, 3 giorni dopo, ha detto il padre, aveva già trovato il lavoro come cameriere in un ristorante, ma se non altro un lavoro che in Italia pare non avesse speranza di trovare. Allora, Corrado Carpentieri, presidente delle Fiere di San Luca. Buonasera. Allora, ci racconti un po' come vanno le cose. Anche il nostro purtroppo è un settore che sta sentendo la crisi in una maniera impressionante. Abbiamo appena finito le Fiere di San Luca, abbiamo dovuto anche noi cercare di recuperare a destra e a sinistra perché purtroppo le spese ci stanno uccidendo e abbiamo dovuto fare un'associazione perché noi praticamente siamo tutte piccole imprese e chi di più, chi di meno ha i suoi problemi, le sue spese, la famiglia da portare avanti. Noi quando ci spostiamo è un paese che si muove, ha le abitazioni e ha le attrazioni. Uno viene alle Fiere di San Luca e vede il bello, vede i colori, le luci, la musica, però purtroppo dietro ci sono questi problemi come tutti voi, uguali, identici. Ci siamo inventati il di più, siti internet e tutto, con il discount, con i coupon promozionali, feste del bambino, regaliamo 100.000 biglietti omaggio al comune di Treviso e ai comuni limitrofi, purché i bambini e le famiglie logicamente più in difficoltà possano venire alle giostre, divertirsi, passare 2 ore in spensieratezza. Però effettivamente ci accorgiamo che non riusciamo, cioè si fa fatica, non si riesce più ad andare avanti. Come avete voi problemi, diciamo, industriali o artigianali, e anche noi abbiamo questi problemi. E non faccio altro che confermare che è dura. È dura, e si spera, ma sperare, come il detto, chi vive sperando muore, ma vediamo, insomma, dai. Mi diceva un rappresentante delle forze dell'ordine, dice, è in crisi anche la prostituzione, perché la clientela anche la clientela ha meno soldi da spendere, quindi nessuno si salva. Ma è vero che lei, per fortuna in questo caso, diciamo che è in crisi la prostituzione, ma è vero che lei rischiate di essere sfrattati? Cioè che c'è questa... o spostati, non so. Mi è non nuova, però diciamo mi ha colto un po' così in contropiede, più che altro perché la mia famiglia è praticamente la 4ª generazione con me, la 5ª, che facciamo questo lavoro. Si fa con orgoglio, con l'impegno massimo e si cerca di andare avanti. Alle fiere i miei bis nonni hanno ancora dei segni lì, praticamente io ho delle fotografie ancora bianco e nero, avevano le roulotte ancora tutte in legno e si era proprio lì in fiera sia con le abitazioni che con le attrazioni. Oggi aver sentito così, diciamo, dal vice sindaco questo polmone verde mi ha lasciato un pochettino con l'amaro in bocca, più che altro perché io dico per Treviso le Fiere di San Luca sono un punto fermo, lo ha dimostrato nonostante la crisi, la frequenza del pubblico, e io penso che non possano esistere le Fiere di San Luca al di fuori del Prato Fiera, perché il sapore, la tradizione, cioè il venire lì alle fiere, in quel posto lì, dopo che si possa riuscire logicamente a riqualificare l'area, creare un parcheggio, creare anche un giardino, un polmone verde, perché no, però che dia la possibilità in quei 20 giorni alla città di Treviso e logicamente ai cittadini di Treviso di poter venire lì ancora a mangiare la frittella o le castagne o il folpetto, come che è, cioè la tradizione almeno mantenerle. Stiamo perdendo tutto, perdiamo anche queste piccole tradizioni che non so dove andremo a finire, insomma. Allora, Silvia Gallon, a questo punto in che direzione vi state muovendo? Perché le avete provate tutte, no? Avete fatto tutto quello che si poteva fare. A questo punto bisogna solo cercare di tirarsi sulle maniche, non perdersi d'animo e
e far saltare fuori qualcosa, però bisogna essere pronti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. Io sento spesso parlare del problema degli italiani che ormai sono diventati magari un po' schizzinosi. Io sinceramente, come direi tutti i miei colleghi, non ci sentiamo in questa situazione. L'importante è non perdersi d'animo, ecco, rimanere attivi, non subire passivamente la cosa. Abbiamo visto che quella che era una lotta giusta purtroppo non ha sortito l'effetto sperato. Grazie, ma che Stato è mai questo che ci ruba i figli e li dà ad estranei che ci guadagnano? Panorama ha fatto una pagina per la gravità, il Papa non fa nulla per noi. Credo che si tratti dei bambini che vengono venduti nell'ultimo caso che è stato così al centro dell'attenzione della stampa, di una bambina bionda trovata in una famiglia di nomadi rom. Ovviamente non era figlia loro biologica e hanno trovato la madre, una bulgara, che l'aveva venduta per guadagnare. C'è una grossa... si sta indagando molto su questo traffico di bambini. Torniamo subito, grazie per gli SMS, grazie a tutti e ci rivediamo tra pochissimi istanti.